In una Vallestura che piange la retrocessione della Rossiglionese e non può esultare più di tanto per i play-off di Masone, Campoligure e il Borgo, l'unica luce è quella della Campese, che superando domenica il Forza e Coraggio è tornata dopo 3 anni in promozione, un lusso per il piccolo paese del Castello. Il merito? L'intelligente programmazione societaria, un mercato oculato, soprattutto nel pacchetto avanzato, la forza del nucleo storico e poi l'allenatore Edo Alberto Esposito all'ennesimo trionfo, proprio nella stagione dove festeggiava le 1000 panchine. Seconda, nella stagione regolare, dietro l'imprendibile goliardica, imbattuta tra le mura amiche, 12 vittorie e 2 pareggi, la formazione valigiana si presenta con la mentalità giusta ai play-off e affossa il temibile Ponte Decimo, grazie al rigore di Criscuolo e al contropiede finalizzato da Codreanu. Contropiede della Campese, attenzione a Codreanu si può involare verso il portiere, si avvicina Codreanu davanti al portiere, il 2-0 in contropiede, Codreanu la chiude qua e porta la Campese in finale. Invertendo i fattori, il risultato non cambia e allora, sul neutro di Caperana, prima Codreanu e poi Criscuolo stendono gli spezzini del Forza e Coraggio che arrivavano da ben 15 vittorie consecutive. Proprio vicino al vertice dell'area di rigore, è pronto Criscuolo, la battuta! Giovanni Criscuolo porta in vantaggio la Campese, un calcio di punizione sul primo palo che ha sorpreso Mozzachiodi e la Campese si ritrova in vantaggio a meno di un quarto d'ora dalla fine. Una stagione straordinaria, un gruppo straordinario e un vecchietto straordinario, Remo Marchelli, che a vederlo giocare nessuno indovinerebbe quanti sono i suoi anni, tanti come i gatti, in fila per 3 col resto di 2.